Ben ritrovati dalla redazione. Rissa in pieno centro a Trieste, successo ieri all'altezza di via Filzi 2 all'angolo con piazza Ponte Rosso. Un 44enne di origine senegalese che versava in condizioni di pesante alterazione alcolica è stato picchiato. L'uomo ha subito un violento trauma cranico e altri traumi agli arti. Sul posto i sanitari del 118 insieme alle volanti della Polizia di Stato. Il ferito è stato stabilizzato e portato al pronto soccorso dell'ospedale di Catinare in codice giallo. Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e i rappresentanti delle segreterie dei partiti che compongono la coalizione di maggioranza di centrodestra al comune di Trieste si sono riuniti per un confronto con gli uffici tecnici in merito all'iter della cabinovia di Trieste Opicina. Le possibilità di azione sono differenti e il confronto sul piano tecnico-giuridico è in corso anche con gli uffici della Regione Friuli Venezia Giulia. La maggioranza di centrodestra, analizzate le diverse opzioni, si è dichiarata unita sull'azione che si deciderà di intraprendere, lo riporta una nota diffusa dal Comune di Trieste. Continua il Parlamento l'iter per l'approvazione della proposta di legge costituzionale di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia che prevede tra le altre cose la reintroduzione nello statuto di enti di area vasta titolari di funzioni amministrative proprie con organi a elezione diretta. I lavori nell'aula della Camera, la presenza del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli hanno visto già l'esame della riforma dello Statuto del Trentino Alto Adige, sia la proposta del Friuli Venezia Giulia che prevede la reintroduzione delle province, giunta alla terza lettura in Parlamento. Sport basket, prima delusione europea per la Pallacanestro Trieste, fermata a Würzburg al termine di un match segnato da tanti errori. Trieste bagna con una sconfitta al suo ritorno in Europa, lasciando alla TecTake Arena i primi punti di questa Basketball Champions League. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata odierna. Sulla regione cielo in prevalenza poco nuvoloso, dal pomeriggio possibile un aumento della nuvolosità medio-alta, sulla costa venti deboli di brezza. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura fra 5 e 8 gradi, sulla costa fra 10 e 13, massime ovunque fra 19 e 22 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.